Buon pomeriggio, ben trovati per un nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Intelligenza artificiale, social media, giornalismo e il Far West della comunicazione e dell'informazione sui social, che sono diventati la prima fonte di informazione per i giovani in Europa. Ma in questo mare magnum di notizie e di contenuti video che ci piovono addosso ogni giorno sui nostri device, sui nostri telefonini, i giornalisti ricoprono ancora il loro ruolo importante, fondamentale e istituzionale di garanti dell'informazione o sono stati sostituiti completamente dai content creator e dall'intelligenza artificiale? Ne parliamo oggi in compagnia di Concetto Mannisi, in studio qui a Catania con me. Buon pomeriggio, Concetto, giornalista, collega del quotidiano La Sicilia e vice segretario regionale di Assostampa. In collegamento il professore Davide Bennato. Buon pomeriggio, prof, presidente del corso di laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione all'Università di Catania. Tra un poco ci dovrebbe raggiungere anche Riccardo Arena del Giornale di Sicilia. Allora, entriamo subito nell'argomento del Far West dell'informazione. Partiamo subito da alcuni dati e ovviamente anche dalle fonti, perché poi il giornalismo è questo, reperire dati e raccontare le fonti. Secondo i risultati dell'Eurobarometro Flash sulla gioventù, che sarebbe poi il sondaggio del Parlamento europeo, i social sono la prima fonte di informazione su temi sociali e politici per il 42% dei giovani europei, mentre la televisione è la seconda fonte più popolare con il 39%. Cambia leggermente per quanto riguarda i giovani italiani, perché per i giovani dai 16 ai 30 anni italiani il mass media più usato per le informazioni politiche e sociali è la televisione con il 52%, ma seguita a ruota con il 44% dai social media. Calano le notizie online, quindi l'utilizzo dei siti per informarsi, 25%, e poi tra i social Instagram il più utilizzato. Allora partiamo subito con Concetto Mannisi. Il quadro, lo scenario è sicuramente cambiato nel giro di pochissimo tempo, ma inesorabilmente anche nel corso degli ultimi anni. Quando l'informazione arriva sui social è tutelata e garantita da una fonte istituzionale, come un giornalista, come un rappresentante, diciamo, istituzionale come il giornalista. Tu dici bene, il quadro è cambiato notevolmente in questi ultimi anni e devo dire tragicamente, se mi consenti. Proprio oggi affrontavo l'argomento con un collega e ricordavo col collega qualche anno fa, quando girò per Catania la notizia del crollo del ponte del Tondo Gioeni. Ecco, oggi noi rischiamo attraverso i social la diffusione di notizie assolutamente incontrollate, assolutamente prive di fondamento, come quella anche di quell'entità che sembra adesso un paradosso. Eppure oggi basta che il primo simpaticone, vogliamo definirlo così, scriva una fesseria su Facebook o su Instagram o dove vuoi tu, il rischio è che questa fesseria venga amplificata e diventi virale, senza avere nessun fondamento, senza avere ovviamente nessuna verifica della notizia. Oramai tutti sono riusciti a inventarsi i giornalisti, quando noi sappiamo che per diventare giornalisti occorre fare un esame, occorre fare una trafila, occorre fare una gavetta, occorre misurarsi con le fonti di informazioni, quelle ufficiali e quelle un po' meno ufficiali, ma comunque affidabili, qualificate. E ci siamo fatti sorprendere, la categoria si è fatta sorprendere dalla nascita di internet. Io direi che in questo caso c'è una categoria, ma anche un ordine, però aspetteremo magari anche Riccardo Arena per confrontarci con lui. Possiamo dirlo, siamo dei dinosauri che si confrontano contro degli alieni, ovvero l'avvento dei social media, dell'intelligenza artificiale. Ma facciamo un attimo un piccolo passo indietro e ripartiamo da dove sei arrivato tu, ovvero le fake news, la diffusione delle fake news o comunque di qualsiasi tipo di informazione non verificata, perché, professore Bennato, il giornalista poi alla fine che cos'è? È il guardiano delle informazioni. Professore. Sì, più che il guardiano dovrebbe essere il guardiano delle informazioni, perché ormai il panorama è diventato talmente complesso per cui
il ruolo del giornalista è diventato sempre più complesso da gestire, sempre più sofisticato da affrontare. Non è un caso, per esempio, che tra le figure giornalistiche sono entrati personaggi come i fact checkers, no? Che sono coloro i quali verificano alcune idee che circolano, alcune notizie che circolano nei social per provare a sancirne l'affidabilità oppure no. Secondo me è proprio una questione di come è cambiato il ruolo del giornalista, perché una volta il giornalista veniva garantito dalla testata, adesso invece la testata non può fare più da garante, perché ormai la quantità di informazioni che si accavallano si parla appunto di sovraccarico di informazioni, sono di gran lunga superiore alla capacità che ha il professionista giornalista da gestire. Infatti molto spesso non capita che le persone condividono notizie poco, diciamo così, di cui ci si può poco fidare, ma che vengono da testate giornalisti che poi battono subito la rettifica. Quindi in realtà è cambiato proprio il modo con cui si approvvigiona delle notizie, soprattutto è diventato un territorio molto più veloce e molto più scivoloso. Ma a proposito di testate, sui social, perché abbiamo visto dai dati del sondaggio di Eurobarometro, la prima fonte sono i social, i siti internet, per cui dove teoricamente uno proprio va appositamente sul sito della testata giornalistica nazionale o regionale per informarsi, sono crollati, diciamo, al 25%, per non parlare poi ovviamente della crisi del cartaceo, che quella ovviamente ce la portiamo dietro già da diverso tempo. I social non sono solo testate giornalistiche, perché c'è un proliferare enorme, cioè ma proprio da un anno all'altro testate giornalistiche, di pagine che non sono testate giornalistiche, o di pagine di testate giornalistiche che invece si comportano come se non fossero testate giornalistiche. Cioè c'è davvero una grande confusione, per cui il pubblico, il lettore, il cittadino, come si deve regolare? Io poc'anzi dicevo esattamente questo prima del tuo intervento e dell'intervento del professore. Bisognerebbe riallacciare un attimo, riallacciare il filo e tornare un attimo indietro. Noi come categoria ci siamo fatti sorprendere enormemente dall'avvento di internet. Non siamo stati capaci di controllarlo. Ci sono stati dei colleghi molto bravi che sono stati nelle condizioni di cavalcare la tigre, di ricavarsi degli spazi importanti da dove poter fare informazione vera. Ce ne sono stati tanti altri che hanno improvvisato, che hanno cercato in qualche maniera di trovare un angolo di visuale preferenziale, ma per loro stessi. Tante volte branding, diciamo, personal branding. Esattamente, tante volte forzando la qualità della notizia. Una notizia banale diventava sensazionale, esattamente. Motivo per cui magari quella notizia diventava a chiappaclic. Poi andavi lì, ti rendevi conto che la notizia era assolutamente banale, ma il giornalista cominciava a perdere, diciamo, appeal e credibilità. Questa è una cosa che non siamo stati capaci di controllare, lo dice ancora oggi spesso e volentieri, ma anche dal punto di vista della retribuzione economica. Purtroppo il web non è paragonabile dal punto di vista, diciamo così, economico, contrattuale, alle altre testate, televisioni, carta stampata. E la segretaria nazionale dell'FNSI, Alessandra Costante, ripeteva esattamente questa cosa. Noi non siamo stati capaci di controllare quello che stava accadendo con il web, adesso cerchiamo di non farci prendere in contropiede dall'intelligenza artificiale, perché sarà la nostra prossima sfida. Appunto, a proposito di intelligenza artificiale, professore Bennato, una sfida da cogliere, ma anche uno strumento dal quale guardarsi bene. Diciamo che la cosa è complessa. Allora, secondo me l'intelligenza artificiale, se venisse integrata all'interno delle redazioni giornalistiche con opportuni percorsi, con opportune strategie, sarebbe una straordinaria opportunità per la parte per i deschisti, no? Per quelli che si occupano delle notizie trattate tramite desk, che molto spesso non prevedono un particolare, diciamo, l'invio di un inviato, di qualcuno che vada a raccogliere le testimonianze. Questo qua è sicuramente un elemento centrale. Quindi secondo me, prima, così come è capitato per i blog, quando i giornalisti dicevano peste e corna nei confronti dei blog, e quindi sono stati diciamo, scavalcati da questa nuova forma, con questo nuovo linguaggio. Poi dai social media che io mi ricordo appunto quando le testate giornaliste avevano difficoltà ad aprire i canali Twitter
o canali YouTube perché ritenevano che non fossero affidabili. E adesso non facciamo che l'intelligenza artificiale non diventi l'ennesima ondata che il giornalismo non riesce a comprendere il tipo di, diciamo così, di risorse che può essere fatto. La dico in un altro modo, prima che sembri uno contro la categoria dei giornalisti. Io sono stato per tantissimi anni abbonato a testate giornalistiche e tuttora sono una persona che la domenica, oltre ai pasticcini, compra una testata giornalistica perché magari ha voglia di leggere qualcosa di sfogliare il giornale. Sfogliare e approfondire magari, professore. Prego? Sfogliare e approfondire, immagino. Allora, guardi, sfogliare, perché ormai per approfondire preferisco il web, c'è poco da fare, le fonti giornalistiche che stanno online, se uno se le sa scegliere, e qua parlo per mestiere fondamentalmente, sono molto più approfondite e dettagliate di quelle che si possono trovare sul cartaceo, perché quello che bisogna pensare è che il cartaceo deve trovare un ruolo diverso rispetto alle opportunità informative che sono online. Cioè, di approfondimento. Più inseguire le notizie il giorno dopo, quando sono ormai avvenute, dovrebbe esserci un altro livello che per esempio approfondimento, di inchiesta, di opinione, approfondimento, inchiesta, opinione. Io credo che dipenda anche dalla tematica, perché ci sono delle tematiche che certamente possono essere anche, diciamo così, più, virgolette, mi consente, scientifiche, che sono certamente più approfondibili attraverso il web. È diverso quando, ad esempio, parliamo delle grandi inchieste giornalistiche come quelle che porta avanti il Giornale della Sicilia, dove in tanti ci vengono puntualmente appresso, spesso anche copiando, nera, giudiziaria, non le subiamo le notizie, spesso le creiamo, e quindi questo credo che sia il grande vantaggio del nostro giornale, che probabilmente è anche il vantaggio di altre testate importanti in Italia, facendo sempre le dovute proporzioni fra un giornale a diffusione regionale e un giornale a diffusione nazionale, che portano avanti questo tipo di politica. Poi è chiaro che se noi cominciamo a passare esclusivamente comunicati, ha ragione il professore dicendo che l'approfondimento è giusto andarselo a cercare sul web, perché c'è una marea di informazioni tale. E allora il punto è questo: io spero sempre che Riccardo Arena, ecco, forse lo vedo, vediamo se è collegato. Riccardo Arena, ci senti? Vediamo se ci sente Riccardo Arena. Si sta organizzando. Allora, ritorniamo qua perché sennò finiamo. Ci sei, Riccardo? Sì, mi sento adesso, sì. Buon pomeriggio, Riccardo Arena, giornalista del Giornale di Sicilia e consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Qua il dibattito si è fatto già caldissimo, non so se sei riuscito a sentire quello che abbiamo detto sino ad ora, se no ti facciamo un piccolo riassunto. Io purtroppo sento un po' a scatti, quindi non ho sentito bene la domanda, comunque... Allora, siamo arrivati al punto in cui abbiamo analizzato i dati che dicono che i social sono la prima fonte di informazione per i giovani oggi, a seguire televisione e siti web. Abbiamo parlato appunto del ruolo del giornalista, se si può ancora definire tale con l'avvento dei social, ovvero quello del guardiano dell'informazione, con questo proliferare sia di fake news che di notizie tramite l'intelligenza artificiale, e siamo arrivati al punto di parlare appunto dell'intelligenza artificiale, del ruolo dei giornali cartacei, che dovrebbe essere appunto quello di approfondimento, inchieste, lanciare notizie, puntare un riflettore su delle notizie con le inchieste come quello che fanno il quotidiano La Sicilia, come quelle che fate anche voi del Giornale di Sicilia. E qua mi stavo inserendo io chiedendo al professore Bennato, ma anche a te, in questo caso invece come ci si comporta con le altre pagine social che non sono testate giornalistiche, con la quantità di content creator che parlano di tutto e fanno anche informazione. C'è chi la fa bene, c'è chi la fa male, ma in questo momento all'occhio del pubblico, cioè la gente a casa mentre guarda la televisione, mentre guarda il telefonino, come capisce la differenza tra un giornalista, professionista, pubblicista iscritto all'Ordine dei giornalisti e un content creator che sta parlando di un argomento che lo appassiona e magari lo fa anche bene? Sì, c'è un grande bisogno di informazione e il mondo oggi
cerca sempre di più notizie, lo fa con i mezzi di cui dispone, che sono tecnologicamente avanzatissimi, ma che poi finiscono con il dare notizie stringate, essenziali, che non danno alcun contenuto reale. Però è questo il mondo con cui bisogna fare i l'ordine conti. dei giornalisti in questo senso come si pone? Perché qual è la differenza? Ce lo domandiamo noi giornalisti, ma anche il pubblico da casa, tra un giornalista che ha studiato, come diceva prima Concetto, no? Che appartiene ad una categoria, ha delle regole da rispettare, deve verificare le notizie, le deve approfondire, e una persona che non è giornalista. All'occhio del pubblico sono esattamente uguali, come un conduttore di una trasmissione che non è giornalista rispetto ad un altro conduttore che invece lo è. All'occhio del pubblico sono uguali. L'ordine dei giornalisti cosa sta facendo per calmierare, per tutelare i giornalisti, anche la loro dignità, e per mettere ordine? L'ordine dei giornalisti ha un compito fondamentale, quello di formare i veri giornalisti, che sono coloro che producono informazione di qualità professionale, che ha un contenuto di attendibilità e di diciamo, che può essere valutato dal pubblico come un contenuto realmente sì, diciamo vero. che la funzione costituzionale dei giornalisti è quella di garantire il diritto di tutti di essere correttamente informati. Quindi la mia domanda è: come l'ordine divide le due, divide le due categorie? Perché c'è un giornalista che ha una funzione anche costituzionale, questo lo dice appunto anche la legge, lo riconosce la rilevanza sociale del giornalismo e del giornalista, e poi ci sono 1 milione di pagine con altrettante centinaia, milioni di persone che non sono giornalisti, ma che fanno esattamente quello che fa il giornalista. L'ordine come interviene? Il problema è che queste libertà costituzionalmente garantite non possono essere limitate, e l'invasione di questo tipo di informazione, che spessissimo Il è Far West dell'informazione. molto, sì, un Far West che è molto approssimativa, molto superficiale, purtroppo anche l'informazione professionale talvolta lo è. Questa invasione non si può fermare con strumenti che risiedono nei codici penali, perché più volte abbiamo avuto la prova che il nostro lavoro di denuncia, di ricerca del cosiddetto abusismo professionale cadeva nel vuoto di fronte a risposte giudiziarie insufficienti o comunque inadeguate alle nostre aspettative, perché i giudici applicano la legge, devono vedere se c'è il reato e poi normalmente decidono in base a quello che è l'articolo 21 della Costituzione. Quella che è la risposta che l'ordine invece dà è quella di formare e far iscrivere giornalisti, quindi gente che possa fregiarsi di questo titolo, che non è proprio un titolo così, è un titolo di Stato riconosciuto dalla legge, cercare di limitare l'accesso. Ma capite che, e poi passo al professore Bennato, i ragazzi non vogliono fare più questo mestiere, cioè preferiscono diventare social media manager, content creator, influencer, tanto fanno la stessa cosa, anzi guadagnano di più perché poi magari fanno anche pubblicità a questa o a quell'azienda. Professore Bennato, lei che con i giovani ci lavora, è il presidente del corso di laurea in scienze e lingue per la comunicazione all'Università di Catania. I ragazzi oggi vogliono ancora fare questo mestiere? Allora, diciamo che la cosa più evidente è che i ragazzi hanno voglia di scrivere, di attualità, avendo le spalle coperte e stando prevalentemente online. Ma la risposta a queste caratteristiche, a queste skill, non è sempre la parola giornalista. Molto spesso sono altre tipologie professionali. Quello che io vedo sostanzialmente è che il giornalista, anche in Italia soprattutto, è ancora, diciamo così, appiattito alla figura, quando è fortunato, appiattito alla figura del giornalista cartaceo, cioè la persona che scrive su carta. Ma in realtà adesso i linguaggi si sono talmente mescolati, sono talmente diventati diversificati,
cui scrivere su carta è solamente una delle opzioni possibili. Io vedo i ragazzi che sono molto interessati comunque diciamo così, a interessarsi del contemporaneo, a scrivere sul contemporaneo e magari anche a fare le coperture degli eventi che gli capitano attorno, ma non è il giornalista la prima figura che gli viene in mente, perché lo percepiscono come avente ancora un linguaggio troppo antico. E questo io qua parlo da consumatore di giornali, più che di giornali, di giornalismo, perché i giornali ormai non li ritengo più interessanti dal mio punto di vista. Io per esempio ogni volta che vedo una rassegna stampa di quelle che sei online o quando vedo o quando devo informare, io vedo che in questi ultimi anni è quello che ha prevalso è l'opinione, ma molto spesso le opinioni, a quanto non sono basate su fatti, molto spesso diventano semplicemente delle circostanze politiche. Il giornalismo di opinione aveva senso qualche anno fa, quando l'accesso alle fonti era riservato ad una categoria professionale, ma in questo momento storico in cui l'accesso alle fonti è liberamente accessibile a chiunque, è necessario che il giornalista ripensi la sua posizione, perché altrimenti è semplicemente una battaglia di guardia e non di appassionato di linguaggio giornalistico. Ok, allora noi ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ma ritorniamo tra poco in diretta con Sicilia Focus 24. Ritorniamo in studio, stiamo parlando del Far West, dell'informazione al tempo dei social, il ruolo del giornalismo contro quello dei content creator, perché ormai tutti fanno informazione sui social. La rivoluzione digitale sta sicuramente trasformando il giornalismo tradizionale, lo ha già trasformato, e in questo l'ordine dei giornalisti, diciamo, come si pone? Concetto Mannisi, avevamo lasciato il professore Davide Bennato con le sue critiche. Mi viene da sorridere su alcune cose, perché comprendo che lui effettivamente non è un lettore di carta stampata, di giornali. Io voglio dire, basta sfogliare il giornale e andare indietro nel tempo. Appena qualche giorno fa c'è stata un'inchiesta brillantissima di Luisa Santangelo sul trasbordo di petrolio dalle navi russe, le famose navi fantasmi di cui si è parlato, a largo delle coste di Siracusa. Questa è stata una cosa che abbiamo portato avanti noi. Le inchieste sulla famosa tabella della regione che elargiva denaro agli amici, l'abbiamo fatto uscire noi. Per cui ci sono state anche delle dimissioni recentissime. Esattamente, io non voglio fare nomi dei soggetti coinvolti, però voglio dire... È uscita dal quotidiano La Sicilia. È uscita dal quotidiano La Sicilia. Lo scandalo del turismo, dei fondi turismo, sì. Cioè, sono cose che hanno fatto Mario Barresi, Laura Di Stefano, Luisa Santangelo. Dico, sono colleghi validissimi, ma che infatti, però il professore ovviamente non legge in questo momento, quindi dice che il giornale è una... No, però comunque al di là di questo, il fatto che ovviamente ogni mezzo, che sia il cartaceo, che sia la televisione, che sia il web, in questo momento sta subendo una rivoluzione e tutti stanno trovando la propria strada. Ma quello che mi domandavo io è, se parliamo del ruolo del giornalista, il pubblico da casa, se legge un quotidiano, il quotidiano La Sicilia, autorevole, sa che quello è un giornalista che ha firmato un'inchiesta, è andato a cercarsi le notizie, ha speso tempo, denaro e anche ha investito anche se stesso, anche la propria immagine. Con i social tutto questo non può accadere. Anche in termini, diciamo, di rischio, perché certo, quando si fanno certe cose, oltre a metterci la faccia, a volte si rischia anche, soprattutto se parliamo in un territorio come quello della Sicilia. Ma il pubblico da casa che prende il telefono, che accende la televisione, come vede la differenza tra un giornalista iscritto all'ordine e un content creator che fa informazione, che comunque fa un servizio? Se va sullo stesso identico canale, ci sono delle pagine social riferite a testate giornalistiche dove a fare i servizi esattamente uguali ai giornalisti sono il 90%, il 70% non giornalisti, anche perché talvolta copiati, content creator che non hanno minimamente intenzione di diventare giornalisti. Io mi domando qual è la differenza e l'ordine in questo, come interviene? L'ordine non può allora, l'ha spiegato prima Riccardo, è difficile far comprendere al lettore, allo spettatore esterno, qual è la differenza fra le due figure. È chiaro che in ogni caso sicuramente,
come ti dicevo qualche tempo fa in un confronto che abbiamo avuto, sicuramente noi ancora oggi paghiamo una legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti che è veramente vecchia. Fai conto che ai tempi non c'era internet, non c'era Mediaset, non c'era la C'era la televisione in bianco e nero. La televisione in bianco e nero, esattamente. Due canali di Stato, primo e secondo canale perché allora si chiamavano così. C'erano le radio, c'era la Radio 1, Radio 2 se non ricordo male, e null'altro. Adesso siamo c'è il arrivati web, all'intelligenza ora c'è il social, ora c'è l'intelligenza artificiale. E questa è una cosa che dovrebbe essere in qualche maniera quantomeno affrontata, ma io so che la si sta affrontando. Riccardo Arena è uno di quelli che su queste materie sta lavorando anche per dare un abbrivio all'Ordine Nazionale dei Giornalisti, che adesso molto tra l'altro andrà al rinnovo di mandato, di cariche, per far sì che si possa in qualche maniera trovare lo spunto e magari creare un discrimine o eventualmente, se serve, inglobare le figure a cui tu facevi riferimento. Riccardo Arena. Quello che cercavo di dire prima è che è importante che la gente sappia, cioè l'Ordine dei giornalisti non è in grado di fermare il sole o l'acqua con una rete. Il problema dell'informazione di oggi è che è talmente tanto diffusa che, se voi notate, sono i mezzi di informazione ufficiali che vanno appresso. Se guardate un qualsiasi canale social, Instagram per esempio, vedrete sempre di più i post della Gazzetta dello Sport che informano di notizie sportive. Vedrete quindi che i giornali, quelli ufficiali, i cartacei e anche gli online, si buttano su quel campo perché quello è il campo che la gente segue e legge. Dopodiché noi stiamo facendo una riforma dell'ordine che ha visto una commissione da me coordinata lavorare. Il testo è stato approvato all'unanimità dal Consiglio nazionale, è andato alla politica, ma l'accesso alla professione è quello che noi cerchiamo intanto di utilizzare come un certo argine per capire un po' chi deve fare il giornalista e chi no. Quanto a quello che dicevi tu, cioè la differenza tra il giornalista e il non giornalista che appare comunque in televisione e sui canali di informazione, quella non si vede e non è in qualche modo arrestabile. Comunque sia, è evidente che ci sono anche delle tutele nei confronti del giornalista. Ad esempio, il giornalista gode di un segreto professionale di cui non gode il non giornalista, però si trova anche un giudice che è pronto a dire no, ma quello fa attività giornalistica di fatto, quindi è coperto come giornalista. Quindi poi ci sono figure come... Poi dico, ci sono figure come Fabrizio Corona che comunque di fatto fanno questo, anche senza segreto professionale, anzi. Vabbè, lì parliamo di altro, io non sono in grado di capire se una persona che poi è stata accusata di alcuni reati possa essere equiparato a un giornalista. Mi sembra che il requisito della continenza, mi sembra che degli interventi di Fabrizio Corona non ci sia proprio, a proposito di quelle che sono i compiti del giornalista. E delle cose strane di cui ho sentito, poi magari viene pure assolto, però è chiaro che dobbiamo essere, dobbiamo ricordare che noi facciamo un lavoro sulla base di un codice deontologico appena rinnovato, che ha unificato, è stato sempre compito del Consiglio nazionale farlo, un codice deontologico che ci vincola a una serie di comportamenti. Non chiederemmo mai a qualcuno di darci magari un cadeau per non pubblicare o pubblicare una notizia. Ecco, questo sicuramente, però tra le regole minime basilari della nostra professione. C'è la deontologia, però ci sono appunto le regole minime basilari, e poi c'è chi fa la stessa cosa del giornalista senza le regole perché non è giornalista. In quel caso noi non veniamo tutelati dalla lotta a all'abuso di professione, perché poi vediamo
facciamo nomi diciamo nazionali, no? Diletta Leotta che conduce trasmissioni sportive, che fa interviste, che fa podcast, che ricopre, diciamo, fa esattamente la stessa cosa di un giornalista televisivo, però non lo è, poi fa anche la pubblicità. Ma questo ovviamente è un discorso vecchio che risale anche alla D'Urso, ricorda Barbara D'Urso, che non è mai stato alla fine. Ricorda Barbara D'Urso, esatto, che è stata denunciata dall'ordine al presidente nazionale Jacopino del tempo e ha avuto un'archiviazione, che poi è un provvedimento che è diciamo un boomerang, perché autorizza di fatto chiunque a fare come appunto Barbara D'Urso, come Diletta Leotta, ce ne possiamo mettere quanti ne vogliamo, personaggi che sono a confine con l'informazione e fanno in realtà il nostro mestiere senza essere iscritti all'ordine e rispondere di alcun fatto di fronte all'ordine. Siamo in chiusura, affido a tutti quanti voi un commento finale per salutare poi il nostro pubblico. Il professore Davide Bennato. Sì, no, rapidamente mi fa, diciamo così, mi dispiace non essere presente in studio, perché se no avrei fatto notare al dottor Mannisi che, così come c'è da un lato le inchieste di Luisa Sant'Angelo, che io tra l'altro conosco perché è stata studentessa del corso di laurea in scienze della comunicazione, oltre ad averci avuto, diciamo così, è capitato che sono stato coinvolto in alcuni suoi articoli, e potrei rilanciare dicendo per esempio che sul caso Paragon, oltre 2 articoli che sono usciti su alcuni giornali nazionali, non c'è stato l'approfondimento che c'è stato online da parte di Fanpage per la questione del sorvegliato di Francesco Cancellato. Quindi non è bisogna dire che il giornale è meglio da una parte e internet necessariamente sono fake news. Quello che è che il giornalismo ha bisogno di adattarsi ai linguaggi contemporanei. Poi ovviamente è necessario che ci sia una professionalizzazione nuova e diversa della figura del giornalista, e su questo dovrebbe ovviamente vigilare l'ordine dei giornalisti. Ma finora, come cittadino e non come studioso, posso dire che la presenza dell'ordine dei giornalisti rispetto a questo tipo di esigenza non si è fatta sentire. E qua non stiamo parlando di stiamo parlando di Italia, una cosa molto più ampia. Ecco, e quindi mi dai l'assist per concludere con Riccardo Arena, poi verrò da Concetto Mannisi che sicuramente ti risponderà, prof. Bennato. L'ordine quindi nazionale dei giornalisti si dovrebbe avviare verso una revisione, un rinnovamento, un adeguamento ai tempi moderni, anche per consentire ai giornalisti di potersi formare adeguatamente e seguire, stare al passo con i tempi, con le tecnologie. Infatti, quando si dice se ci lasciano lavorare magari ci arriveremo, è chiaro che l'ordine dei giornalisti è una istituzione, sono i giornali, i giornalisti e tutte le testate che esistono che si devono adeguarsi. Io ricordo che durante i lavori della commissione riforma, come è stata definita, abbiamo sentito tantissime persone, infatti do ragione sia a Concetto Mannisi che al professore Bennato, l'audizione più interessante è stata quella di Cancellato, che è il direttore di Fanpage. E sapete perché è stata più interessante, e non ve la faccio lunga e chiudo subito, perché ci ha detto, noi abbiamo un caporedattore di 30 anni e poi va avanti, cresce, e quando diventa tipo quarantenne lo mettiamo da un'altra parte, un altro caporedattore di 30 anni. Ecco, questo forse è il messaggio più interessante, perché il giornalismo, i giornalisti, l'ordine dei giornalisti devono guardare ai giovani e soprattutto capire come i giovani seguono l'informazione, altrimenti restiamo sempre a chiederci perché i quindicenni, ventenni, trentenni, anche ormai quarantenni non vanno mai in edicola a comprare un giornale. I giornali sono in grave e irreversibile crisi. Grazie Riccardo Arena. Concetto Mannisi. Sull'ultima parte dell'intervento, anzi sull'intervento finale del professore Bennato, invece sono perfettamente d'accordo, non intendo avviare alcuna polemica, perché ha perfettamente ragione, non si discute. Il giornalista deve comunque andare al passo con i tempi, deve rinnovarsi e deve fare qualcosa che fino a questo momento ha fatto con estrema difficoltà, perché probabilmente si è sentito in una torre d'avorio
che però da sotto qualcun altro in qualche maniera cominciava a scorticare, a rendere sempre meno stabile. Tutto questo significa che dobbiamo, come dicevo prima, prepararci ad affrontare la sfida con l'intelligenza artificiale per non farci trovare per l'appunto impreparati, e tutto questo servirà certamente a fare un giornale migliore. Magari non, sì, l'aiuto ai deschisti ci può stare, come diceva il professore Bennato, però in questo caso parlo anche da come rappresentante del sindacato, non vorrei che questo aiuto ai deschisti poi diventasse un'occasione per far perdere posti di lavoro alla categoria, ulteriori posti di lavoro alla categoria. Grazie ai miei ospiti, professore Bennato sicuramente la prossima volta sarà in studio con noi, grazie Riccardo Arena. A questo punto abbiamo creato il link, visto che ci sono i corsi di formazione obbligatori e continua dell'Ordine dei giornalisti, chiamiamo il professore Bennato così ci fa un po' di aggiornamento social. Sarebbe bello. Grazie a tutti, grazie Concetto Mannisi e arrivederci Grazie alla prossima puntata. Arrivederci.